e praticamente siamo andati al Consiglio d'Europa. Abbiamo presentato il Consiglio d'Europa, l'organismo dei diritti dell'uomo, dicendo questi non ci rispondono, abbiamo bisogno di un giudice naturale, e lì è venuto fuori tutta una serie di cose che non vi sto a raccontare perché sennò non finisco più. Parliamo del 2009, però sta di fatto che con la legge 212 del 2010, per strano miracolo, l'Italia ha cancellato questa legge qua. Il 13 dicembre. Dai, il 13 dicembre. Praticamente loro hanno cancellato, attenzione, dicono che è stato Calderoli. In realtà quella roba lì era partita molti anni prima, era partita nel 2005, cioè il progetto di cancellare le leggi non l'ha neanche fatto partire Calderoli.